Allora, dai, iniziamo questo terzo incontro. Intanto, ovviamente il commento è corretto, siamo in tanti, sono particolarmente contento oggi qui alla sede di Ascom Confcommercio di Asolo. Intanto volevo salutare gli amici di SLA che ci seguono da Roma, che sono, diciamo, che ci aiutano a organizzare un po' questo percorso. E passerei subito la parola a Daniele Menegazzo, che è il presidente della delegazione di Asolo e Montebelluna, che è qui presente per Asolo. Asolo, sì, sì, Asolo. Che poi vado io. Vado a Asolo. E tu che sei Asolo e Montebelluna, Esatto. quindi mi crei confusione, come scherzare, assolutamente anche complimenti. E niente, padrone di casa, quindi passerei la parola a te. Un semplice saluto. Niente, buongiorno, siamo al terzo appuntamento di questo patentino. Vi ringrazio per la partecipazione e buon lavoro. Speriamo che la noia non ci assista. No, 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 ci saranno i autori di oggi, Perfetto. ecco qua. Il comune di Asolo arriva con 10 minuti di ritardo. Non c'è problema, siamo come il pendolino, recuperiamo il tempo andando avanti. Cristian, noi ci vediamo voi Poi alla fine così guadagniamo il diciamo, Asolo e Montebelluna, no? Quindi il responsabile di questa sede, per cui Pederogni ha parlato con lui. Sono quello di Bene, allora molto bene. Intanto grazie dell'ospitalità, voi. questo ci piace moltissimo. E oggi, beh, insomma, senza che vi faccia il riassunto delle puntate precedenti, tanto ce l'avate tutti quanti e quindi andiamo direttamente al sodo. Oggi sicuramente sarà diciamo, ci saranno dei relatori sempre molto interessanti, con una specifica molto più che sarà, diciamo, un elemento fondamentale per chi poi segue il percorso per diventare InfoPoint, proprio perché andiamo a parlare da una parte del tema della cucina, che è sicuramente una delle componenti di attrattività maggiore anche per questo territorio. E poi invece ci sarà, vi presento subito i relatori, e poi diciamo dovremo invece parlare in senso lato di quelle che sono le attrazioni diciamo, di questo territorio. Con l'obiettivo che vi ricordavamo prima, che se dobbiamo fungere da primo soggetto di informazione e accoglienza turistica, che è proprio la sigla di IAT, ok? Informazione e accoglienza turistica, non dobbiamo conoscere il patrimonio di tutta la regione Veneto, ma dobbiamo dare delle indicazioni dove sappiamo, vediamo direttamente dove non sappiamo, possiamo fare riferimento ad eventuali altri eh, soggetti o uffici. Questo lo dico principalmente per chi segue l'ufficio IAT, ma anche per chi no, perché comunque succede a tutti, certo, e succederà a tutti di trovare per strada qualcuno che in qualche modo sta cercando informazioni. Quindi noi siamo in ogni caso il primo punto di contatto e il tema, ed è il motivo per cui stiamo facendo questo percorso. Allora, sono molto contento di avere qui sia Roberto Robazza, che è il delegato di televisione dell'Accademia Italiana di Cucina, con il quale abbiamo un rapporto professionale ormai quasi 10 anni, si può dire, perché insomma eh, mi piace sempre ricordare che sei stato insieme alla presidente, alla delegata di allora, insomma, la prima persona a cui mi sono rivolto quando abbiamo avuto l'idea della tiramisù World Cup, è dato con la Teresa Vendramelli, io la lasciavo, ci chiamate così, e mi piace sempre ricordarla. Ma oggi c'è anche Emilia Coletti, che è vice delegata, quindi io vi chiederei di prendere posto qui insieme a me, facciamo un applauso di incoraggiamento anche se non è
Prego. Ecco, anche perché poi l'Accademia Italiana della Cucina ci racconterai che, insomma, qual è l'unicità di questa associazione. Sì, dai. A te. Bene, allora, beh, avete capito, c'è una consorteria con Francesco che gli serve e tu dovrai sorbirti qualcosa che hai già sentito peraltro Ma per me da è parte mia. sempre... Ripetita, Ivan. Sì. Sì, dai. Cos'è l'Accademia Italiana della Cucina? È un'associazione culturale che si occupa di gastronomia ed è l'unica, mi sentite in fondo, perché tanto comunque più forti così non posso parlare. Sono molto contento. Ed è l'unica riconosciuta dalla Repubblica Italiana. Quindi, per quanto tutti parlino di gastronomia, magari a sproposito, come può succedere anche a noi, peraltro, ecco, diciamo che abbiamo questa connotazione. Siamo fra i promotori della richiesta di riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità. E forse i primi promotori abbiamo trovato dei compagni di strada molto importanti. Il primo parere è stato dato positivamente. Non è finita, non sarà facile. Abbiamo dei nemici molto potenti come la Francia, per esempio, che governa l'Africa e l'Asia. Insomma, vediamo. Sì. È una gara dura che merita si fa. Ma perché vi dico questo? Perché noi siamo abituati ad inquadrare la cucina da un punto di vista spettacolaristico, perché ultimamente, come dicevo l'altra volta, dopo aver letto le previsioni meteo, tutti ricercano la pagina del cuoco e vanno a vedere qual è l'ultima novità, che poi non è l'ultima novità, di solito è l'ultima fesseria in merito, perché è una cosa molto, molto seria la cucina, volendo. Ma diciamo che oggi è anche molto di moda. Ma al di là della spettacolarizzazione, della diffusione, dell'essere di moda, sotto c'è un fenomeno molto importante. L'Italia, tutti sanno, da sola ha il 60% del patrimonio artistico del mondo, tutto il mondo. Bene, il 60% del patrimonio enogastronomico del mondo è in Italia. Soltanto che la gastronomia viene vissuta o come un fatto ludico o come un fatto di baraccata, ubriacata, eccetera, eccetera. Comunque viene vissuta con una molta superficialità e non viene vissuta con quel, fra virgolette, rispetto che merita un fenomeno così importante, perché è un patrimonio per davvero dell'umanità, non fosse altro che per la ricchezza di prodotti e di elaborazione dei prodotti. Messo in cantiere questo concetto, che secondo me già di per sé nobilita e rende soprattutto nel nostro lavoro fondamentale, o quantomeno di grande aiuto nella far conoscere il territorio e farlo apprezzare, quindi la gastronomia, merita anche capire perché poi alla fine noi in termini di fama al mondo come gastronomi siamo per tanti decenni, per secoli, venuti dopo la Francia. Allora, la diatriba è meglio la cucina francese o meglio la cucina italiana. Non è un paragone che sia fattibile. Perché? Perché la scuola di cucina francese è sicuramente, ed è stata, quantomeno fino a non moltissimo tempo fa, la migliore scuola al mondo di cucina. Tant'è che il nostro cuoco migliore, Ragazziero Marchesi, le 3 stelle le ha prese a Parigi e si è formato in Francia. Quindi ci sono più rari i cuochi francesi, per forza. Perché se partiamo dall'assunto che l'Italia ha il 60% dei prodotti enogastronomici, il restante 40% è suddiviso fra tutti gli altri paesi del mondo, Francia compresa. Questo dovrebbe già inquadrare quanta differenza c'è fra l'Italia e la Francia rispetto alla gastronomia. Quanti prodotti di differenza ci sono? Tant'è che la Francia non ha prodotti e la cucina francese è una cucina di trasformazione. Perché? Per rendere importanti, accettabili, gradevoli, in maniera assolutamente, veramente, veramente di grande qualità, prodotti con patata, broccolo, cavolo, cipolla e poco altro. Poi vi dirò, se avremo tempo, vi racconterò un aneddoto su cosa viene utilizzato per valorizzare la cucina francese, che da noi non lo chiamiamo la pastinaca, poi vi dirò in che contesto. Okay?
Bene, è evidente che per rendere appetibili e famosi nel mondo questi prodotti devono esserci dei cuochi che hanno una straordinaria capacità tecnica. Okay? E l'hanno avuta. E hanno creato delle scuole che sono assolutamente straordinarie. E ripeto, il nostro cuoco migliore, Matteo Marchesi, ma non solo, tutti i cuochi, i primi cuochi, la cucina degli stellati è una cucina di impostazione francese. La stella nasce con la guida Michelin, ma è francese, ok? E questo, ripeto, la dice abbastanza lunga sul perché per un periodo molto, molto, molto lungo tutti i cuochi che volessero avere un ristorante famoso nelle città più importanti d'Italia dovevano aver fatto degli stage in Francia. In Francia. E noi perché comunque diciamo, siamo riusciti ad imporci? Perché la nostra cucina ovviamente non è una cucina prevalentemente di trasformazione, o meglio lo è anche, ma non è basata sulla capacità del cuoco di trasformare un prodotto di scarsa rilevanza. La nostra cucina è definita una cucina di prodotto. Perché? Perché il discorso che facevo in apertura, e cioè, poiché la ricchezza nostra è assolutamente straordinaria, la nostra proposta gastronomica non può essere prevalentemente fondata sulla bravura del cuoco, ma è prevalentemente fondata sul valore organolettico, sulle qualità organolettiche dei cibi che siamo dei prodotti che siamo in grado di trasformare. Conseguentemente, la cucina italiana, per essere, il cuoco italiano, per essere, a mio avviso, questa è una personalissima teoria, che peraltro, secondo me, è più di qualche anno che la vado a... Adesso comincia ad essere, comincia a diventare teoria di altri, che è il miglior, cioè la migliore sottolineatura che la cosa funziona. Okay? Il cuoco italiano dovrebbe, per essere bravo cuoco nel nostro contesto, sparire come intervento ed esaltare la qualità del prodotto, che è l'esatto opposto di quello che succede nella cucina francese. Qui avete capito che non sono un fan degli stellati. È capitato, non è discutibile che lì, come qui ormai, le scuole alberghiere e tutte queste correnti di formazione hanno creato dei cuochi che hanno una base tecnica e culturale assolutamente superiore a quella dei cuochi di un tempo. Quando imparavano a cucinare insieme alla nonna, perché la mamma gli ha detto, sa, poi condizioni anche tecniche abbastanza precarie, eccetera, eccetera, eccetera. Ma comunque, ripeto, le esigenze della nostra cucina sono diverse e l'impostazione della nostra cucina è completamente diversa dall'impostazione della cucina francese. Però adesso nel mondo la cucina italiana ha superato anche nell'immaginario dei consumatori la cucina francese. Perché? Ma è evidente, perché la fantasia ha un limite e quando i prodotti sono di scarsa rilevanza e comunque di scarsa numerosità da combinatoria, non può oltre un certo limite continuare a sfondare, a produrre delle cose che sembrano. Ma quando c'è una ricchezza alla base di prodotti come quelli che abbiamo noi, la combinazione è infinita e conseguentemente, però anche questo, ai noi, come tutte le cose, ha una grandezza e anche un limite. Il limite qual è? Che non esiste una cucina nazionale. Anche se qualcuno sta cercando, ma credo che sono gli scopi editoriali, vogliono in controtendenza con questo, inventare che esiste una unitarietà nella cucina italiana. Non è possibile. Ma non è possibile perché anche se noi prendiamo il prodotto più banale, pomodoro, c'è dappertutto, no? Per esempio, pomodoro, sapete qual è la regione italiana che produce la maggior quantità di pomodoro? La regione Emilia. Emilia Romagna. Ma sapete che il pomodoro dall'Emilia Romagna alla Puglia, visto che l'abbiamo citata, alla Sicilia, alla Campania, non so quante decine di tipologie ci siano, ma sono completamente diversi. Cioè una preparazione fatta col San Marzano della provincia di Parma e la stessa fatta col pieno del Vesuvio sono due cose completamente diverse al palato. E quindi capite che la possibilità, la ricchezza, la fantasia, eccetera, sono assolutamente subordinate alla
al fatto che il cuoco non voglia prevaricare su questo prodotto, perché sennò riesce a farli tutti uguali, come è il riferimento della casa base di un certo tipo di cucina. Però questo sì, ripeto, mentre ha dato unitarietà nella commercializzazione della cucina francese, dà frammentarietà nella vendita all'estero dell'immagine della cucina italiana. Tu frequenti l'estero e trovi il ristorante toscano, ristorante piemontese, ristorante siciliano, non trovi il ristorante italiano. Perché? Perché proprio chi si propone come venditore del suo territorio in termini gastronomici rivendica la propria provenienza, la propria capacità di trasformare quella serie di prodotti di cui è ricca la sua regione. Quindi noi avremo tantissimi ristoranti di ispirazione italiana, ma sono sempre cucine regionali e non sono riconducibili l'una all'altra. Ripeto, per l'esempio del pomodoro di prima. È la catena di ristorazione italiana più presente all'estero è Autogrill. Ecco, sì, sì. Che è evidentemente non è una provocazione, una battuta, è una produzione così, ma era per... E per contrappeso, sulla logica che dicevo prima, il negozio italiano che ha avuto più fortuna al mondo è Italy, perché sono supermercati che regionalizzano la proposta. Tu vai a New York, Italy ha il prodotto campano, calabro, toscana, eccetera, 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 e riassume quella che è la filosofia necessariamente sposata, perché è così in Italia, che sta facendo sì che il mondo si renda conto della superiorità della proposta gastronomica italiana, non della cucina intesa come capacità tecniche, perché sono ancora molto bravi i francesi per le capacità. Però questo, abbiamo quindi un capitolo che comincia a funzionare rispetto, credo, al discorso vostro, dà la possibilità di sviluppare nel territorio una campagna promozionale, ripeto, di base, che è quella che rimane. A me è successo qualche giorno, lo raccontavo appena arrivato ad Este, ero andato per il mio motivo e ho mangiato al Leon d'Oro. Non mi pare, non sa che menzioni il Leon d'Oro, ma il cuoco del Leon d'Oro ha cominciato a dirmi sì che se vuoi mangiare il miglior musso in umido devi andare al Leon d'Oro, ma anche qui da noi comunque un po' qualcuno lo tratta. Mi ha raccontato quali sono i suoi migliori piatti e poi ha cominciato a raccontare che il museo dei Paleoveneti più importante d'Italia è a Este. Questo anche perché fuori dal merito del Museo Paleoveneto non interessa niente a nessuno, ma comunque è un museo veramente importante per i reperti e per la storia che raffigura. Poi ha cominciato a raccontarvi la storia degli Estensi, perché gli Estensi di Ferrara sono partiti da Este e danno il nome alla città di Este. Poi ha cominciato a spiegarvi l'evoluzione della ceramica e poi quando insomma, avevamo già fatto un incontro, ho detto quello, senza aver già capito tutto, del fatto che se c'è interazione fra le diverse componenti che caratterizzano il territorio, questo territorio è destinato a vincere. Perché chi va a mangiare da questo, ovviamente, ha più di un motivo per tornare, ma tornando torna anche da lui. Chi va dal museo e si è innamorato, trovi quello del museo che gli decanta la carne del muso, ha un motivo in più per tornare e magari anche per visitare qualcos'altro di estero, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la rete, soprattutto per questo parallelismo che vi dicevo all'inizio, fra grandezza del patrimonio enogastronomico e grandezza del patrimonio artistico, fa sì che le due più fondanti caratteristiche che ha l'Italia, se percorrono insieme un approccio al turista, sono destinate a stravincere. Ma questo l'hanno capito più gli stranieri che gli italiani. Perché infatti gli stranieri, quando cominciano qui, pochi e sempre per fortuna di più, ma in maniera non particolarmente significativa, si muovono nel nostro territorio, si radicano proprio su queste cose qua. Il più importante è la comprato aziende agricole e sviluppano il prodotto non solo enologico, ma tutto il resto che c'è dall'allevamento del maiale o del bovino, lo sviluppo della carne, della caseificazione, eccetera, 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 eccetera.
Noi facciamo più resistenza, per esempio, a fare rete fra quello che vende i dolci e quello che vende proprio il formaggio. Sembra che quando hai venduto il formaggio è finita lì. No, perché se vendi il formaggio vendi anche il dolce e domani uno può comprare il pane e dopodomani può comprare la frutta e il giorno dopo ti ricopri il tuo formaggio. Cioè la circolarizzazione dell'informazione e la reciproca, il reciproco sostegno a tutto quello che il territorio porta fa sì che tutti ne traggano vantaggio, magari non contemporaneamente, magari non nello stesso identico momento, ma comunque nel periodo medio e lungo e poi è destinato a durare. Questo fenomeno è destinato a durare, perché quando la gente comincia ad acquisire conoscenza e contezza di cosa che il territorio produce e propone, a quel punto è lo stesso visitatore che comincia a fare propaganda a dove è stato, dove si è trovato bene, dove è stato accolto bene, dove ha avuto quello che vendeva l'inso perché gli ha suggerito anche il formaggio, l'altro che gli ha suggerito anche il museo. Perché questo fa parte di un complesso più ampio nella proposta di approccio e di rapporto col visitatore. Lo fa sentire accolto, lo fa sentire fra amici, lo fa sentire invogliato ad essere stati a ritornare. Quindi chi pensa oggi di potersi salvare da solo o di poter comunque crescere e svilupparsi a scapito degli altri è destinato non soltanto a morire lui, ma anche a non aiutare la sopravvivenza degli altri. E ripeto, in un territorio come il nostro, che ha una ricchezza che è assolutamente dispersivo non valutarla e non valorizzarla, sarebbe veramente, veramente credibile. Bene, allora, come vi dicevo, la cucina italiana in questo momento ha avuto finalmente dei grandi riconoscimenti, quelli che sono riconoscimenti dovuti. Ma dobbiamo sempre tenere presente che questi riconoscimenti, proprio per la frammentazione, come dicevo prima, noi quello che succede fra regione e regione lo viviamo anche fra comune e comune. Nella bassa trevigiana fanno la gara per il musetto, una sagra, con l'assegnazione del premio del musetto più buono del mondo. Tre Basile, voglio dire, il mondo. Il mondo fuori da Sereno. Capite? Quindi, poi la cosa si allarga, per fortuna, ha preso un po' di ridere, eccetera. Ma noi arriviamo a distinguere, e questo tra l'altro è successo anche a me, io ho bazzicato queste zone per tanti anni, ho lavorato in queste zone. Il musetto che faceva il cotechino, non so come lo chiamate qui, che facevano a San Zenone degli Ezzelini, era diverso da quello che facevano a Tre Basili, ma proprio già dal profumo Quindi voglio dire, noi ci arrocchiamo in qualche maniera, forse ridicola, forse spiritosa, forse simpatica, su fatti che peraltro sono oggettivi. Cioè le differenze ci sono, le differenze tra il prosecco dell'Asone Montebelluna e quelli di Conegliano Valdolea ci sono, ma non sono un fattore di antitesi, sono un fattore di arricchimento. Non sono un fattore mangia il mio e non mangiare il suo, assaggia il mio e poi assaggia anche il suo. Cioè questa ricchezza, ripeto, se viene gestita in termini di sinergia, porta accoglienza, porta benessere per tutti. Se viene gestita come antitesi, uno rischia sul scontro dei musei di dire, ma vengo, vado in musetto, voglio un'altra roba, mangio lo zampone, per esempio, che viene venduto molto meglio, perché viene comunque attraverso i consorzi, eccetera, gestito in maniera che... Allora, adesso Amy tradurrà tutto questo discorso che abbiamo fatto, lo tradurrà in una serie di esemplificazioni fra territorio, fra prodotto e fra patrimonio che è da sviluppare. Certo, certo. Ovviamente, gastronomia, non so se sappiate l'origine del termine, era conosciuto già all'epoca dei Greci e significava da gaster, che vuol dire ventre, pancia, e nomos, che vuol dire legge, cioè tutto quello che concerne la pancia. Per cui tutto quello che veniva, che faceva bene ingerire, quello era gastronomia. E per tanto tempo anche si cucinava solamente per o quando si aveva ospiti, oppure quello che c'era giusto per riempire la pancia. Poi
più avanti si è sviluppato ancora di più la cucina tramite anche le nonne, le mamme, eccetera, che stavano tutto il giorno in cucina a cucinare. E questo è durato fino alla seconda metà del XX secolo, quando c'è stata la rivoluzione industriale. Lì purtroppo, per fortuna, non so, le donne sono entrate nelle fabbriche, non c'era più tempo tanto da dedicare in cucina, perché precedentemente la massaia stava in cucina, si alzava presto la mattina e stava lì tutto il giorno praticamente. Quindi è cambiato anche il modo di fare cucina e di lavorare i prodotti in un modo molto più veloce e sbrigativo per questioni proprio intrinseche, insomma, non c'era il tempo. Noi qui, come diceva prima il dottor Rovazza, abbiamo dei prodotti straordinari in tutta la provincia e io mi sono soffermata soltanto su alcuni perché ne abbiamo talmente tanti che altrimenti saremmo qua una settimana. Per esempio, l'olio extravergine delle colline del Trevigiano e che vanno qua dalla Pescontana praticamente, che vanno da Pederoba, Cavaso, fino alle colline del Vittoriese. Ecco, è un olio che intanto è la parte più a nord in cui si produce l'olio in Europa. E questo perché? Perché in questa zona, soprattutto nella zona di Bassano, c'è un microclima che è fatto di un clima mite, ventilato, non ci sono gelate notturne e quindi non ci sono i disgeli durante la mattina che possono produrre marciume, muffe nei prodotti ed è un clima ideale per determinate colture. L'olio extravergine, oltretutto, io ho letto che si fanno anche tante manifestazioni legate all'olio. Una in ottobre hanno fatto una bella camminata tra gli ulivi e poi si sono fermati a Villa Maserno, ho sentito che andate voi. Sì, assolutamente. Ed è stato anche danno da assaggiare quest'olio. E adesso il 30 novembre ci sarà un'altra manifestazione proprio sull'olio d'oliva extravergine, DOC, del territorio. Altro prodotto che se ne consuma tantissimo ed è molto conosciuto è quello dei fagioli. Pensate che ce ne sono ben 8 qualità diverse, tipologie. E nella zona di Pederoba, particolarmente, Solo nel territorio più o meno di dove insistete voi, sì, sì, in provincia ce ne sono sì, molte di più, esatto. senza andare poi a Belluno. Ah, beh, senza andare alla Mon, eccetera. Sì, sì, no, no, solo qua in questa zona. E c'è il fagiolo nano, il borrotto nano di Levada di Pederoba, che è un fagiolo appunto piccolino e anche lui è dedicata a una festa, mi pare a settembre, sì, a settembre, fanno una festa, anche questo si può sempre unire la visita a un determinato territorio con la degustazione di un determinato prodotto, proprio come diceva lui, per cercare di far rete, non soltanto andare a visitare il territorio di Pederoba, ma sapere che lì c'è anche la produzione di questo determinato fagiolo. Poi a Bassano, sempre proprio grazie a questo microclima, si produce, adesso è un po' in diminuzione ho letto, perché è una coltivazione un po' particolare. La mamma bianca, non so se voi l'avete mai sentito nominare, è un fagiolo grosso dai 2,5 cm per uno, quindi un signor fagiolo. Sì. E un tempo veniva coltivato assieme al mais, perché siccome è una pianta arrampicante, si arrampicava sulle piante di mais. Adesso purtroppo forse anche il mais si coltiva meno e allora è coltivato ugualmente, naturalmente devono sostenerlo con dei bastoni perché altrimenti non... E anche ci sono solo determinate aziende che ancora si dedicano a questa coltura, perché evidentemente è un prodotto di nicchia, non è molto commerciabile forse. E poi le ciliegie qui della vostra zona,
un prodotto straordinario, specialmente i duroni di Maser, e anche a questo prodotto è dedicata una festa all'ultimo weekend di maggio. E questo però, tenete conto, che queste sagre paesane che quando sono paesane, quando non sono di Sì. quartiere, non sono, esaltano per il territorio, per la gente del territorio, il prodotto che è un modo di trovarsi, ma lì pensate che richiamo turistico rappresentano e come servono per portare in conoscenza un prodotto tipo il fagiolo, che magari era conosciuto prima solo in quell'ambito e grazie a questo comincia ad avere una diffusione che integra quelle che sono le disponibilità, le possibilità, possono coltivarne di più persone, cioè crea un volano all'economia questa roba, non è soltanto il gusto di No, tapparsi a certo, 2 centimetri di fagiolo, insomma. sì, appunto. E poi infine mi sono soffermata sull'agnello perché non sapevo che nella Pedemontana, io sapevo dell'agnello Pago. dell'Alpago, ma proprio nelle zone nostre trevigiane, qui nella Pedemontana, c'è un agnello ottimo che viene allevato allo stato brado praticamente, per cui si nutre di erbe spontanee ed ha una carne fantastica. Ecco, io questo personalmente non lo conoscevo. No, anch'io. E dopo ci sarebbero le patate, i marroni, ne abbiamo tantissimi. La grappa che è qui vicino, Appunto, la burlina, il formaggio, il morlacco e compagnia, tutta materia buona, insomma. giusto questo per dire che l'importanza di conoscere i prodotti crea anche certe sinergie che altrimenti sarebbe più difficile. E come anche dare la possibilità di informazione a un turista che magari viene soltanto, che ne so, magari per le ciliegie di Masere, invece ci sono altre possibilità qui intorno di poter gustare altri prodotti. Poi la villa di Masè, correlato, Sì, tralasciamo quello perché tutti sono... certo, certo. Grazie Ellie. Bene, grazie. Quindi devo concludere l'intervento della prima Accademia della Cucina, il prima Accademia Italiana della Cucina. Anche perché vi dicevo prima che avevo avuto modo di provare la pastinacca. Vi assicuro non ne avevo sentito la mancanza prima e continuerò a non sentirla, però ho voluto andare a lezioni di cucina da un poco francese, in Francia, per capire se queste teorie che vi esponevo erano solo fatte in casa per soddisfazione personale oppure avessero un riscontro. Bene, era la capassata. Capassata che da noi, tanto è piccolina, quelle dell'Adriatico sono straordinarie, noi facciamo un goccio d'olio, un goccio di vino, un picchio d'aglio, un po' di sale e la mettiamo in forno. E poche cose mi piacciono di più. Capassata a Parigi erano grandi così. Noi consideriamo il corallo la parte più buona della capassata. Loro l'hanno tolto e hanno elaborato una salsa con la pastinaca. La pastinaca, ripeto, qui da noi io neanche i maiali credo che la diano mai. In sapore, in odore, fa peton, insomma, per capirci. Peraltro viene arricchita dal corallo. Poi hanno insegnato ad estrarre la clorofilla, che è in odore e in sapore serve solo per decorare il piatto. Però poi hanno cucinato la cappasanta in una maniera straordinaria, come tecnica di cottura. La cappasanta tenderebbe a sfregolarsi un po', ad avere dei come filamenti. Quando la mastichi non è omogenea come un po' pezzo. Bene, la cottura che ci hanno insegnato rende il boccone del cappasanta come un boccone di filetto. Ok, in termini gustativi non aggiunge niente. La tecnica è assolutamente straordinaria e questo mi ha confermato che la mia convinzione di cucina francese, assegnando pure a loro la palma dei come professionisti, e per fortuna che l'abbiamo assolutamente seguita e abbiamo creato dei cuochi, anche noi tecnicamente straordinari, ma è necessaria per poter rendere mangiabile qualcosa che se no, ripeto, con tutto rispetto a Alain Ducasse, non è neanche per sé. In chiusura di questo intervento però volevo dirvi una cosa. Oggi la cucina è di moda, ok? Tenete conto che le mode passano, ok? Allora, secondo me dobbiamo metterci d'accordo su due termini che vengono proposti sempre in maniera di stare già sentiti. No, su due termini che
vengono sempre posti in termini in contraddittorio l'uno con l'altro, e cioè tradizione ed innovazione. Okay? Se fate mente locale, l'innovazione oggi è moda di qualche cibo, di qualche alimento, di qualche cottura, di qualche preparazione, di qualche cosa. Non abbiamo mutuato la cucina francese, voi anagraficamente fate fatica a seguirmi. Però c'è stato un periodo negli anni 70 dove che se non mettevi la panna anche sulla salsa del pomodoro, eri squalificato. E vi assicuro che il pomodoro con la panna è una cosa che ci vuole uno stomaco. Oggi non lo reggerei mica più tanto, ok? Benissimo. Era pura moda di derivazione. Bene. Però questa innovazione, che innovazione non era, bensì una moda, è passata. E oggi se un cuoco ti propone il salsa col pomodoro con la panna, ti alzi e vai via, se cosa mangiate te rangi. Non esiste, ok? Ma questo perché? Tradizione, se non ci si mette d'accordo sul significato dei termini, poi è difficile cogliere un proseguo di ragionamento. Allora, per tradizione, io fino ad ora ho sentito una sola definizione che trovo intelligente e rispondente, ed è non di un cuoco, né di un gastronomo, né di un musicista. Mahler dice che la tradizione è mantenere il fuoco acceso, non è adorare le ceneri. Okay? E non può essere che così, perché quando noi rivendichiamo di fare certi sughi come li faceva mia nonna con l'ardo, con la cotera, non è proprio tecnicamente e fisiologicamente possibile farli più. Quindi, mentre il mantenere il fuoco acceso significa in sé fare anche innovazione, perché per mantenere il fuoco acceso io devo continuamente alimentarlo con un carburante differente. Una salsa di pomodoro oggi è diversa da quella che mangiavamo 50 anni fa, banale, banale, ok? Quindi il mantenere il fuoco acceso significa continuare a fare la salsa di pomodoro, ma il mantenimento del fuoco acceso è esso stesso innovazione, che dura però, e continuiamo a fare la salsa di pomodoro. Ok? Quindi diffidate dalle mode, mantenete salda la tradizione come mantenimento del fuoco acceso, trovando sempre il carburante giusto perché si possa continuare a mangiare e a vivere questo tipo di tradizione. E con questo mi taccio e l'intervento dell'Accademia Italiana di Cucina è finito. Ringrazio. Mi hai fatto venire voglia dei tagliolini pane e salmone su questa cosa qua che non. Bene, dai, penso che ci siano tantissimi spunti, soprattutto in questo territorio, e sono contento che Lia si sia soffermata su qualcuno di questi, perché sennò ci avremmo messo. E di certo, ed è la cosa positiva, è che non ci trova d'accordo, perché già ho sentito già qualcuno dice ma c'è anche quello, il titolo è giusto probabilmente indicativo. Sì, sta per scegliere. Sì. No, hai fatto bene, perché comunque anche era, insomma, un discorso di impostazione così. Va bene, allora. Speriamo. Ciao, arrivederci. Perché non ci sono. Bene. Comunque non scherzavo che mi è venuta voglia proprio di arrivederci. Allora, allora, sul tema della cucina all'interno del territorio, ce ne sarebbe da parlare. Sì, è molto interessante questo discorso della cucina italiana come una cucina di prodotto. Noi che inventiamo anche i prodotti, però sicuramente questo è una delle componenti più forti di questo territorio. Per comprendere anche un po' tutte quante le altre, io intanto chiamerei qui Beatrice Bonsempiante, che è referente dell'ufficio di Adolo, ma anche che, diciamo, voglio dire, insomma, Sì, va bene. sì, va bene, anche, diciamo, di rappresentanza del comune di Adolo, per il quale so che porti anche Sì, i saluti questo del sì. sindaco.
Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, mi alzo perché sono piccina e non vedo chi c'è in fondo. Allora, come mi hanno introdotto, io vi porto i saluti dell'amministrazione comunale. Io da 1 anno e mezzo a questa parte sono anche assessore alla cultura e al turismo del comune di Asolo. E quindi il sindaco Franco Dalla Rosa mi ha chiesto di ringraziarvi della vostra numerosissima presenza, dell'impegno che ci state mettendo, perché come ho anche sentito nei momenti in cui sono stata qui, il settore del turismo funziona quando c'è rete. E rete non vuol dire soltanto noi amministratori, ma vuol dire soprattutto gli operatori turistici. Qui ritorno alla mia genesi, perché, ripeto, da 1 anno e mezzo mi occupo anche della parte di amministrazione pubblica, ma io sono un operatore turistico dal 2000. Mi occupo della gestione dell'ufficio IAT di Asolo, che è l'ufficio di territorio della nostra pedemontana, della nostra IPA, e nel corso di questi 20 anni mi è anche capitato di avere per 10 anni un'agenzia di incoming che si occupava per l'appunto del strutturare il prodotto turistico e l'offerta turistica per gli stranieri, soprattutto che volevano venire a visitare il nostro territorio. Un'agenzia viaggi in tutto e per tutto, soltanto che i nostri turisti, quando arrivavano qua, è perché ci avevamo lavorato prima, non c'entravano in ufficio, li vedevamo raramente perché noi avevamo il compito di strutturargli la vacanza. Ecco, questo è quanto. Ora, mi hanno chiesto di intervenire per parlare delle eccellenze del nostro territorio. Bene, come mi hanno anticipato prima, di eccellenze nel nostro territorio ce ne sono tantissime. Siamo un territorio molto molto ricco e di questo, prima di tutto, dobbiamo essere estremamente orgogliosi, perché si parte da questo principio. Ora però mi viene da chiedermi chi siete voi? Cosa fate? Di cosa vi occupate? È una domanda sul serio perché non vi conosco, Allora, quindi vorrei chi siete? Sì, faccio uno studio. Allora, come studio abbiamo una predominanza di soggetti che si occupano dell'ospitalità diffusa, chiamiamo così, quindi da affittacamere, fino anche perché qua abbiamo anche un paio di strutture ricettive, se non di più, poi abbiamo chi si occupa di trasporti, esperienze, bici, cantine e qualcuno che vorrebbe entrare nel settore, o magari si sta predisponendo per creare posti letto o per transare posti letti. Quindi diciamo che c'è una predominanza, è una piccola percentuale di, chiamiamoli, curiosi o di chi vuole migliorare, ma è proprio sì, no, assolutamente. Quindi è una platea di operatori e l'obiettivo principale, oltre a quello di ripetere determinati concetti, è appunto quello che ci eravamo detti all'inizio, che è quello di creare, di fare networking, di conoscere chi ha di fianco, che non si sa mai. Spettacolare, nel senso che tendenzialmente nei 25 anni in cui mi occupo di ufficio turistico, in questa tipologia di incontri mi capitava 90 volte su 100 di incontrare soltanto determinate caratteristiche, caratteri diciamo merceologici, chiamiamoli così, perché si pensava che fare turismo dovesse occuparsi soltanto di un determinato piccolo micromondo di professionalità. E invece non è vero. Questa cosa è una cosa che noi dobbiamo interiorizzare come territorio se vogliamo essere un territorio pronto all'accoglienza turistica, perché di questo noi stiamo parlando. È vero che voi vi ponete da un punto di vista soprattutto professionale e su questo non c'è assolutamente ombra di dubbio, ma la professionalità non si fa soltanto nel settore in cui voi vi approcciate, la ricettività, la ristorazione, il trasporto, non è soltanto quello, non è saper soltanto guidare bene una macchina, conoscere bene le strade, preparare bene le camere di un albergo o di una struttura ricettiva, ma è avere la conoscenza e soprattutto la capacità di comunicazione di tutto quello che non riguarda il vostro ambito specifico. Perché il turismo è una struttura estremamente complessa, non ha un core, diciamo, unitario.
è come un grandissimo, come posso dire, un universo di tanti punti che però devono essere connessi gli uni agli altri. Ora, se noi vogliamo parlare oggi delle eccellenze del nostro territorio, avrei potuto prepararvi una serie, uno slideshow per farvi vedere questo è il centro storico di Asolo, questa è la Villa Barbaro di Maser, questa è la tomba Brione, avanti discorrendo. Non credo sia utile a voi. Non credo sia assolutamente utile perché tutti questi dati, tutte queste informazioni li potete ricavare prendendo tranquillamente un dépliant oppure entrando nel sito di Asolo Montegrappa o nei vari portali. Ce li avete già tutti quanti belli elencati, quindi se volete imparare a memoria quello che c'è nel territorio, fate quello, non ascoltate me perché non vi darò assolutamente queste informazioni. Quello che mi preme dirvi è questo. Ora, voi come concetto base dovete pensare che nel momento in cui vi approcciate al vostro utente, al vostro turista, al vostro visitatore, non siete soltanto la professionalità che voi rappresentate, voi siete dei narratori. Questa è una cosa fondamentale perché il tanto del turismo, quello che noi comunichiamo del turismo, non si basa soltanto su, vabbè, si basa soprattutto perché quello ci vuole di base, su un prodotto di qualità strutturato e che corrisponda alle aspettative del turista, ma si basa soprattutto su quello che voi date al turista di immateriale, cioè su voi stessi. Ora, non vorrei mettere troppo peso, nel senso dargli troppa responsabilità No. psicologica a queste povere persone. Ci vuole qualcuno Ok, che... ottimo. Allora, vi faccio un esempio molto semplice. Il 17 ottobre sono stata in Cina per ritirare un premio dell'ONU che è stato dato ad Asolo come Best Tourism Villages delle Nazioni Unite. Ora, ce l'hanno dato questo premio perché abbiamo un centro storico spettacolare, ce l'hanno dato perché abbiamo una serie di presenze o arrivi turistici che eccelle rispetto a tanti altri borghi. No, perché con tutto l'amore che io posso avere per Asolo, vi assicuro che tanto chi mi conosce lo sa, ammetto che siamo un piccolissimo granello di sabbia all'interno di un universo di destinazioni turistiche nel quale l'utente può scegliere. Ok? E allora perché ce l'hanno dato? Perché siamo uno degli 8 borghi d'Italia e 170 nel mondo ad avere questo riconoscimento? Per una, come posso dire, una perfetta armonizzazione, chiamiamola così, che esalta, valorizza quella che è l'identità del luogo. Che cosa vuol dire? Che cosa ci rende diversi dagli altri? È questo che noi dobbiamo imparare a comunicare. È vero che il turista quando arriva qui ha già fatto una scelta, quindi quando vi capiterà davanti, lui ha già fatto la scelta di venire qui, ma può benissimo essere anche che quella scelta sia stata dovuta ad altre cose. Il turismo business, per esempio, è molto forte nel territorio perché ricordiamoci che noi siamo comunque una regione estremamente produttiva e con degli agganci a livello mondiale enormi. Chi viene qua in rappresentanza, chi viene qua in consulenza, vi capiterà fra chi soprattutto alle strutture ricettive di accogliere gente che viene qui per lavoro o per motivi altri. Ma quando voi sapete comunicare quella che è l'originalità del nostro luogo, quella che è l'essenza, l'anima che ci distingue dagli altri, voi potreste tranquillamente assicurarvi quella che è una fidelizzazione del turista, cioè un ritorno. Magari vengono qua 2 giorni per lavoro, la prossima volta tornano qua una settimana con la famiglia perché li avete fatti innamorare.
questa cosa magari può risultare forse un po', come posso dire, considerata un pochettino superficiale, perché spesso e volentieri la gente intendo come gli operatori turistici, in un sistema turistico che io ritengo estremamente immaturo, pensa semplicemente ad accalappiarsi il turista e poi se torna, buono, se no, prossima volta inizierà qualcun altro. Ma come diceva prima chi c'era qua prima di me, noi dobbiamo ricordarci che le mode passano e potremmo passare tranquillamente di moda anche noi, cioè potrebbero tranquillamente trovare altre destinazioni presso cui andare. Che cos'è che li fa tornare? Che cos'è che ci rende particolari? Che cos'è che dovrebbe tenere alta la nostra attenzione, cioè l'attenzione che il turista ha su di noi? Ed è proprio questa, è l'identità. L'identità è una questione, è l'elemento fondamentale che noi dobbiamo portare al turista. E per poter comunicare queste nostre identità, come c'era qui prima di me, c'è bisogno di conoscenza. E ora passiamo il secondo elemento fondamentale del turismo in generale. Cercano un qualcosa di originale e noi glielo possiamo dare tra tutte le eccellenze che abbiamo. La seconda cosa però risponde alla domanda classica che si fa che i turisti si fanno fra di loro, tipo, anche noi siamo turisti, in realtà, sempre quando andiamo in giro. E la domanda che ci fanno più spesso non è cosa hai visto, ma è che cosa hai fatto. Che cosa hai fatto quando sei stato in vacanza? Boh, l'esperienza turistica si basa sull'azione, su un'azione concreta, un'azione di partecipazione, cioè il turista deve sentirsi partecipe dell'esperienza che sta vivendo quando è, scusa, mi sposto, no. Dell'esperienza che sta vivendo quando lui sta dedicando a voi, a noi, nel senso territorio, il suo tempo libero. E nel mondo in cui ci troviamo oggi, che una persona ti dia la fiducia di darti una delle cose più preziose che ha sono i soldi, perché spende sul territorio, e B è il suo tempo libero, quello che lo butta fuori dalla quotidianità, dal peso delle responsabilità del lavoro, dalla quotidianità in famiglia, è come posso dire, è un bagaglio abbastanza pesante che vi sta dando. E quindi il feedback, cioè la risposta che lui avrà dall'esperienza turistica che vive qui, sarà il metro di valutazione di tutto quanto. Noi possiamo dargli anche i monumenti più belli, il paesaggio più incantevole, ma se l'esperienza che lui vivrà qua in qualche modo sarà negativa, perché ha chiesto informazioni a un ristoratore, detto ristoratore per prendere uno in generale, e gli è stato risposto male o in maniera non reale, quindi vivrà una delusione. Oppure, che ne so, qualcuno, lui vuole andare a vedere un particolare monumento e lo trova chiuso. Anche qui avrà una delusione, anche colpa sua, perché io vi assicuro che nell'esperienza che ho in ufficio turistico, che qualcuno si informi per sapere se i musei, se le ville sono aperte, cioè è da ringraziare il Signore il Dio. Ma comunque il turista non dirà mai è colpa mia, dirà è colpa del territorio se il museo non è aperto, se la villa non è aperta, se mangerà male in un ristorante, se riceverà risposte sgarbate. Sarà sempre e comunque colpa del territorio. E quindi quello che noi dobbiamo fare è prevenire questa situazione. Quindi voi sarete ambasciatori del territorio e per poter comunicare le eccellenze, per poter comunicare ciò che noi di originale abbiamo, sarete voi il primo filtro tra il turista e il territorio. Detto questo, mi permetto come posso dire, un inciso rispetto a quello che ho sentito prima, se mi è concesso.
Ed è questo. È vero che noi abbiamo tantissime eccellenze, tra cui il prodotto enogastronomico è uno dei più importanti, diciamo, è uno. È vero che la conoscenza di tutti quanti i nostri prodotti enogastronomici è importante per noi, per la nostra identità, per rafforzare quella che è la nostra struttura e anche per creare il prodotto che noi andiamo a comunicare, ad offrire. Ma attenzione, facciamo molta attenzione perché parlare di prodotti enogastronomici e parlare di prodotto turistico sono due cose totalmente diverse, perché nel momento in cui noi confondiamo le due cose, possiamo creare delle aspettative che non riusciamo a realizzare. Perché io sono pienamente, come posso dire, appassionata di tutte quelle che sono le varie differenziazioni dei fagioli che possiamo trovare qui nella nostra zona. Se mi arriva un turista e mi dice: dai, davvero? Ah, questo particolare fagiolo che viene prodotto soltanto qui. Dove posso assaggiarlo? Dove posso andare a comprarlo? No, lo produce soltanto mia zia perché è una produzione talmente piccola che non può essere commercializzata. E allora che cosa me lo dici a fare? Perché tu mi vendi un qualcosa che io non posso comprare? E anche questo crea una risposta negativa nel turista. È come dirgli, dallo stesso punto, questo lo dico dal punto di vista enogastronomico, ma glielo posso anche dire da un punto di vista del turismo attivo, cioè dello sport. Abbiamo dei sentieri che sono eccezionali. Si può praticamente fare delle passeggiate nella natura, tutta di biodiversità, e il turista ti chiede: dove posso comprare la piantina per non perdermi nei tuoi boschi, perché tu li conosci ma io no. Ah no, non c'è nessuna piantina, non l'abbiamo mai fatta. E allora perché mi vendi un qualcosa che io non posso sperimentare direttamente? Quindi dobbiamo fare molta attenzione fra quello che noi consideriamo un'eccellenza per noi, perché la possiamo vivere, perché conosciamo il luogo, e il turista che invece è qua 3 giorni. Perché attenzione, per quanto riguarda Asolo, la media dei pernottamenti che noi abbiamo ad Asolo è di 1,9 notti. È più ampia magari nel Grappa, dove magari ci sono, soprattutto nelle aree di Borso e di Pieve, perché mi viene ma non è di Pieve, in cui c'è magari un turismo diverso, che è il turismo, per esempio, quello attivo del parapendio, in cui si fermano più giorni, ma stiamo parlando di 4,5 notti di media. Quindi attenzione, nel senso, quando noi strutturiamo quello e comunichiamo quello che è il nostro prodotto turistico, dobbiamo essere attenti. E qui entra in gioco il terzo elemento che crea un prodotto turistico, è quello dell'empatia. Ok? Cosa vuol dire essere empatici? Vuol dire non è semplicemente emozionarsi per le emozioni degli altri, è entrare in collegamento con la persona con cui noi stiamo parlando. È logico che tutti noi viviamo la nostra vita, le nostre esperienze quotidiane, il nostro vissuto, chiamiamolo così, ma chi fa l'operatore turistico è una persona che si mette a servizio degli altri. E come tutte le persone che si mettono a servizio degli altri, quando io sono in azione, quando io sono nel mio ambito lavorativo, quello che sono io, quello che ho vissuto io, a volte passa anche in secondo piano, perché io devo comunicare con gli altri, non posso comunicare la mia rabbia, la mia frustrazione, ok? Perché sbotto, perché rispondo male, perché loro sono qui per vivere un'esperienza, non dico il sogno, perché non è che siamo a Disneyland, però attenzione, vi racconto questa. Tra le varie esperienze che ho fatto lavorative io, per 3 anni ho fatto l'accompagnatore turistico per un tour operator americano, piccolo gruppo, massimo 15-18 persone, e facevo
li accompagnavo, facevo il tour leader nell'itinerario che loro facevano tra la Toscana e la Liguria. 3 notti a Lucca, 3 notti a Monterosso al mare e poi si tornava indietro e si facevano le ultime 3 notti a Firenze. Boh. Eravamo a Pisa, nel Campo dei Miracoli, eravamo lì io mi ricordo perfettamente la torre pendente qua, che vabbè è un po', come posso dire, quell'elemento che viene un po' instagrammabile, che tutti quanti promuovono, che non so se siete mai stati, io trovo per esempio che la cattedrale di Pisa sia una delle cose più belle che ci siano architettonicamente parlando, e il battistero dall'altra parte. Appunto, la bellissima idea, chiedere agli americani con cui stavo insieme, è stata la vacanza più bella che avete fatto? Perché comunque era gente un po', diciamo, dalle possibilità economiche abbastanza ampie e loro mi hanno, mi è rimasta in mente una risposta che, cioè, io ero là che mi guardavo in giro, vabbè. E una coppia mi ha risposto: la vacanza più bella che io abbia mai fatto è stata a Disneyland. Ora, al di là che eravamo in mezzo alla magnificenza dell'architettura toscana, con una giornata di sole e poi altro che dici piove, magari sai, sei anche un po' deluso, è brutto, eccetera, per problemi. E là ho chiesto il perché per me era una cosa totalmente inconcepibile. E loro hanno avuto l'ardire di rispondermi perché lì erano tutti felici. Ho detto, voi vi rendete conto, vero che è un fake? Cioè, che loro sono pagati per essere felici. Abbiamo iniziata un po' una discussione su questa discussione, appunto erano molto tranquilli, quindi ci siamo scambiati qualche opinione molto, molto tranquillamente, però questa cosa mi ha lasciato un qualcosina dentro e lì mi ha scattato quel qualcosa che mi fa capire come noi possiamo avere tutta la conoscenza del mondo, che ripeto, la conoscenza bibliografica ve la fate tranquillamente, ma quello che rimane è l'approccio. Quello che rimane al turista è anche il rapporto umano che vive nel territorio. Quindi non vi si chiede di imparare l'inglese come fosse la vostra lingua madre, perché non serve. Cioè, o meglio, serve fino a un certo punto, ma io vi assicuro che l'esperienza che il turista ha del territorio non dipende al 100% da quello, dipende anche dal fatto di come voi riuscite a comunicare con loro. Perché adesso, sinceramente, anche appunto ritorno all'esperienza che ho avuto in Cina. Eravamo in un hotel 5 stelle, nessuno parlava inglese. Alla reception, al ristorante, nessuno parlava inglese. Io ero lì allibita perché per legge da noi, se tu apri un albergo di una determinata categoria, devi parlare perlomeno una lingua straniera, perlomeno. E lì zero proprio, assolutamente. All'inizio la mia reazione, perché attenzione, anche i pregiudizi sono qua dentro. All'inizio ho detto i cinesi. Dai. Se no, il discorso è questo, che tutto sta cambiando. Però ci hanno messo un secondo. Se io avevo una domanda, intelligenza artificiale, registrato, loro se lo traducevano in cinese, rispondevano in cinese, me lo traducevano in italiano. Perfetto. Ora, è vero che c'è una mediazione qui che è abbastanza importante, però io ho 48 anni e forse sono abituata, mi sento sto invecchiando, quindi, quindi sono abituata a una determinata tipologia di metodologie, ma le metodologie cambiano. L'importante è quello che voi
riuscite a dare di questo territorio. E quindi siate curiosi. Che ore sono? Perché io potrei andare avanti anche altre. Sono due domande, sì, proprio se no, quando dici che finisci, io poi ho due domande per te. Siate curiosi, perché come vi ho detto all'inizio, noi siamo turisti. Quando andiamo in giro, voi sapete perfettamente come dovete approcciarvi, perché lo avete sperimentato sulla vostra pelle ogni santissima volta che andate a fare un viaggio o anche la gita di mezza giornata. Come voglio che l'operatore che è davanti a me mi parli quando io faccio una domanda? Che cosa mi aspetto come risposta? Che cosa mi aspetto quando vado in un territorio e magari parlo alla reception con il proprietario del B&B che mi apre la camera? Perché voi adesso state facendo o fate già per la vostra professione l'altra parte del ponte. E quindi io vi invito caldamente, quando avete anche un po' di tempo a disposizione, lo so che è sempre troppo poco, andate in giro, nel senso non in Cina, qua, su questo territorio qua, andate a fare delle gite nel territorio, andate a mangiare in qualche malga in grappa e a fare una passeggiata in grappa, perché lì sperimentate direttamente, ok, da dove sto io ci metto tot tempo ad arrivare in grappa, ci metto tot tempo dalla Marga ad andare in cima a grappa perché dopo vado a vedermi il sacrario, vedo che fare tutti quanti i chilometri della Galleria Vittorio Emanuele è una struma lunghissima, basta un pochettino e poi torno indietro. Fatelo, perché arriverà il momento in cui un turista vi chiederà: scusa, io vorrei andare in grappa, come mi suggerisci di fare? Cosa mi suggerisci di fare? Oppure arriverà il turista sprovveduto che vi dice: ok, allora oggi ho organizzato di andare in cima a grappa a vedere il sacrario e poi per essere lì alle 9. Alle 10:30 vado a vedermi la gipsoteca di Possagno. Bravo. Nel senso che se vai giù col parapendio probabilmente atterri direttamente nel giardino della gipsoteca, perché altrimenti sappi che da Cima Grappa per arrivare a Possagno ci metti un attimino un po' di più semplicemente per fare la strada, perché se magari è domenica e c'è la gente così che va su in grappa, te resti là fino a lunedì mattina, magari. E questa cosa voi la potete sapere soltanto se la sperimentate, perché non ve lo dice nessun dépliant turistico. E la stessa cosa vale per la parte enogastronomica, nel senso, andate in giro a conoscere le realtà produttive, le realtà ristorative, in maniera tale da poterle comunicare. Potete essere anche voi direttamente il promotore della conoscenza di questi elementi. Sempre per esperienza, vedi, io porto sempre quello che vivo come esperienza, una delle cose più belle. Sono andata a Zante con mia sorella un anno, una settimana, siamo state lì, mare, bello. Però una delle cose più belle che lì ho vissuto è stato il fatto che la titolare dello studio, vabbè, del bed and breakfast, come lo vogliamo chiamare, quando siamo arrivate ci ha fatto trovare naturalmente, oltre a tutto quello che è il suppellettile che è della stanza, una boccetta grande così dell'olio extravergine che loro producono perché eravamo immersi in questi uliveti spettacolari, centenari, una boccetta del loro olio extravergine che producono come piccolo cadeau di benvenuto, il welcome gift che di solito si chiama così. E questa cosa mi è rimasta, anche se di olio noi siamo abituati a usarne, perché come diceva appunto prima la signora, l'olio dei nostri colli è un olio importante come gusto, come qualità. E la stessa cosa vale per voi. Voi sarete quelli che sono gli esaltatori delle nostre eccellenze. E
usatelo in tante maniere diverse, non soltanto nella forma, diciamo, enciclopedica delle vostre conoscenze, ma proprio anche come un elemento che dà eccellenza all'esperienza turistica che il visitatore avrà presso di voi. Hai domande? Ah sì, ne ho due. Intanto grazie. Prego. Siediti anche così. È ovviamente questa cosa che assolutamente che deriva da tutta questa esperienza estremamente interessante. Allora io ho delle domande, secondo me è una curiosità personale, ma anche può essere utile. La prima è quali sono le tre domande più classiche che un turista fa di arte di Apple? Allora, dipende dal turista, nel senso che l'altra, vabbè, avrei dovuto avere tempo tipo 8 ore per spiegare tutto quanto, ma credo che la vostra, ho avuto pietà di voi. 7 minuti. Allora, Poi c'è anche la seconda domanda. allora, per rispondere a questa domanda dobbiamo capire chi, nel senso che il turista è variegato, il target non è univoco. Nel nostro territorio, intendo. Se noi fossimo per esempio strutture ricettive o uffici turistici di Jesolo, perdonatemi la cosa, sarebbe molto più semplice risponderti a questa domanda perché il turista che va al balneare ti fa determinate domande specifiche, ma anche fossimo semplicemente l'ufficio turistico di Firenze, perché a Firenze ti fanno soltanto determinate domande. Qui invece sono estremamente variegate, perché hai il turista straniero, hai il turista che è escursionista, come si chiama, cioè quello che viene qui da noi alla mattina e torna a casa sua alla sera, quello che non pernotta. E quindi, se vogliamo parlare di così generalmente, generalmente la domanda che mi fanno di più è che cosa c'è da vedere ad Asolo? Questa è la domanda che il 90% mi fa, o comunque anche gli altri mi fa la prima domanda, poi magari si amplia il discorso, perché anche questo è la parte fondamentale. Se loro avessero bisogno semplicemente di una piantina, tanto valeva metterle fuori sul banchetto e loro se le prendono manualmente, oppure fuori dall'ufficio turistico c'è il totem in cui loro possono cichettare e trovare tutte le informazioni sul centro storico che vogliono. Il punto è che trovano me e quindi poi inizio a chiedergli, vai, da dove siete, da dove venite, quanto state, cosa fate, avete già un programma? E allora lì si amplia un pochettino il discorso. E quindi partendo da questa domanda poi si passa a dove si può mangiare bene e allora lì si amplia. Rimanete in centro storico, andate anche fuori, verso dove vi dirigete. E quindi lì dai un attimino un'indicazione, perché anche qui non è fare preferenze tra una struttura e l'altra, è rispondere alle loro esigenze. Se loro vanno verso Bassano, non gli do indicazioni di ristoranti verso Montebelluna perché gli allunga il tragitto. Se loro devono andare a Possagno, non li mando a mangiare giù in pianura verso Altivole, Castelfranco perché allungano di più. E quindi sta cosa mi scoccia pure perché ripetiamo, hanno tempi tanto stretti, tanto stretti. La seconda domanda è che vi fatto proprio a botta. Diciamo, i luoghi di interesse più gettonati e su cui magari chiedono più informazioni e quelli che secondo te sono che hanno un maggiore potenziale ma che al momento non sono ancora, o diciamo le componenti che non sono ancora adeguatamente conosciute, sviluppate, attraenti, competitive, vedi tu Sì. Mettiamo 2 a 2. Mm. Allora, all'inizio io parlavo del triangolo d'oro, adesso è diventato un quadrilatero, anche se non è tanto quadrato, ma non importa, perché la maggior parte, allora,
pur avendo noi una platea di turisti che appunto vi dicevo estremamente variegata, una delle difficoltà che io vedo in ufficio turistico ad Asolo è che tanto del turismo che gravita nell'area Grappa non viene cioè pur essendo nell'Asolano, zero. E quindi io potrei dirvi che per quanto riguarda la mia esperienza, il 90% dei turisti che io vedo in ufficio turistico sono turisti di ambito culturale e enogastronomico. Turisti che invece arrivano ad Asolo per attività che siano altre, sì, ce ne sono, però non così preminenti. Sta a me, poi sta a noi, poi dargli altri spunti. Allora, quello che loro sanno è che, che nell'Asolano e nel nostro territorio ci sono la Gipsoteca di Possagno, la Villa Barbaro di Maser, Tomba Brion e Asolo. Questo, ok? Questo è quello che loro sanno. Poi, venendo da lì, avendo i dépliant, parlando con me, logicamente, magari possono anche scoprire che, per esempio, se la stagione lo permette, dedicare un po' di tempo per andare in cima a Grappa a farsi un giro sul Grappa, scoprire la montagna nel tempo di 40 minuti, sono su e vivono l'esperienza della montagna, innanzitutto, che non è così scontata perché tantissimi vengono dalle città e quindi già stare in collina. Io ho studiato a Castelfranco e vi dico che per quelli di Castelfranco, quando gli dicevo che abitavo ad Asolo, in montagna, sì. E 300 metri sul livello del mare, ragazzi, anche no, nel senso, quindi già sperimentare il Grappa per loro è sperimentare montagna, non parliamo delle Dolomiti. E allora io vi chiedo anche di avere un'apertura mentale, perché quando voi avrete i vostri turisti che vi arrivano, soprattutto per determinate caratteristiche di turisti, da usare come base, e lo noto soprattutto nelle locazioni turistiche, usare come che hanno un tempo di pernottamento molto più ampio rispetto agli alberghi. Pernotare, usarli come base per andare un giorno a Venezia, un giorno sulle Dolomiti, adesso con la Pedemontana sul lago di Garda. E niente, è veramente nulla, nulla, nulla. Funziona già così. Cioè, noi parliamo anche di elementi come prima anche nell'enogastronomia, di cose particolari, però quello che è la particolarità che fa curiosità e quello che è prodotto turistico sono due cose totalmente diverse. Nel senso, io posso anche dirvi che uno dei luoghi, per esempio, che io adoro di più e che mi dà anche conforto personalmente quando mi capitano certe situazioni è farmi una passeggiata per andarmi a vedere la chiesetta di San Martino a Castelces, perché è un luogo magico, secondo me, veramente un luogo magico. Ma io non la proporrò praticamente mai ai turisti. Non la proporrò mai perché non gli interessa. Non ha posso anche dirlo, ma tra quello e andare, per esempio, a farsi un giro sulle mura di Cittadella, loro fanno farsi un giro sulle mura di Cittadella. Allora, se poi loro magari stanno di più, tornano, allora magari prima scoprono quelle che sono gli highlights, cioè gli elementi fondamentali. E se noi siamo tanto bravi, ma tanto bravi, e riusciamo a fidelizzarli, e capita, non è così raro, che poi loro ritornino perché si innamorano del territorio, allora là sì possiamo aprire a quelli che sono gli elementi, che sono delle chicche, sono dei luoghi preziosi, ma sono degli elementi che non fanno parte delle eccellenze.
E non è, perdonatemi, io sono abbastanza titubante ad esprimermi così, perché non è una questione di giudizio di qualità, è una questione di struttura. Bene, molte grazie. Siamo anche nei tempi come avevamo promesso, ragazzi. Assolutamente eccellente. Allora, ci portiamo a casa tante cose che avremo modo di discutere anche dopo e anche la prossima volta con i nostri relatori. Io ti ringrazio moltissimo Grazie a voi. e andate gioiate. Se avete domande da fare. Sì, sì, sì. Avete timore, se avete qualche curiosità, io sono là e quindi Certo. sentiamoci. Bene, noi prima di arrivare al nostro ultimo pezzo in cui adesso siete voi a lavorare, so che c'è Sì. Christian che ci voleva. Allora, intanto io vi ho seguito online, così per dare lo spazio a voi, quindi vi ho seguito nella registrazione che Viso abbiamo informato all'inizio che insomma facciamo, prendiamo delle immagini, no? Anche di questi incontri che poi pubblicizziamo. Da parte mia era, prima di entrare nell'ambito del networking, dire grazie ai relatori tutti. Ho ringraziato prima l'Accademia, ringrazio Beatrice con cui condividiamo dei percorsi all'interno di questo grande contenitore che è l'intesa programmatica d'area e il marchio d'area, oltre che il riconoscimento della riserva della biosfera MAB UNESCO, che sono due grandi brand del nostro territorio. Però detto questo, io volevo, come posso dire, congedarmi con voi non perché finisca il percorso, ma perché la prossima volta, giovedì 20, dove sarete, e tra l'altro mi dispiace immensamente perché non posso né visitare la villa né essere nel posto dove ci sarà l'incontro, che è Casa Diamante, un'altra realtà che vive proprio in fianco alla Villa di Maser, per chi è del posto conosce, perché mi vede impegnato 2 giorni per un convegno a Ascoma a Bologna e quindi non potrò essere con voi. Lascerò al mio presidente che ci sarà la prossima volta a dirvi quando ci rivedremo, che così non spoilerò troppo presto, Francesco, giusto? Guai a te. Però diciamo che è 2026 per metterli Sì, tranquilli, però insomma intanto fate il Natale tranquilli. vi fate Natale tranquilli, ecco. Quindi nel frattempo da parte mia era ringraziarvi di questi 3 incontri. Grazie di essere stati qui e cosa dire? Il percorso, come detto, apre una strada, è un inizio, cioè noi non vogliamo essere né, come posso dire, portare il cappello di qualcosa, ma credere in un percorso, credere in un ambito informativo, come è stato detto, necessario. Stiamo dialogando spesso sia con l'intesa programmatica, ma anche con i comuni, tutti, anche con i vari attori che si affacciano. Avete conosciuto Giulia Casagrande, avete conosciuto della DMO Fondazione Marca Treviso. Ci sono vari attori nel territorio con cui stiamo dialogando per anche strutturare e far crescere questo percorso che coinvolge cittadini privati ed imprese. Ritengo che da parte nostra credere in questo sia fondamentale, la risposta c'è, quindi anche questo è fondamentale. E da parte nostra l'arrivederci è proprio per dire stiamo mettendo delle basi, no? Quindi sulla base delle richieste che ci sono e anche per quello che verrà da qui in poi è soltanto l'inizio, ecco, diciamo così. Raccogliamo sempre poi le richieste da parte di tutti e quindi diventa anche un percorso che strutturiamo con tutti gli attori del territorio e questo lo ritengo fondamentale. Non mi dilungo, ci rivediamo presto, lascio bene ai miei presidenti e colleghi il prossimo incontro. Apriamo allora adesso il tavolo. Per aver stimolato questo discorso. Ringrazio Beatrice Bonsembiante sia nella veste di referente del Esatto. CIAC che nella veste di assessore, per cui avete visto che esplosione di tutto quanto. Noi ci vediamo, ti ringrazio veramente. E adesso abbiamo parlato di strade, adesso io faccio quello che separa le strade, perché adesso mi permetto di fare una